Alloggi popolari di proprietà comunale Cassugana è pronta a consegnare i primi ristrutturati tra gli oltre 100 sfitti perché inagibili e dunque bisognosi di una radicale ristrutturazione. Alcuni erano così datati da essere addirittura senza riscaldamento. Settimana prossima consegneremo i primi 14 alloggi completamente ristrutturati. Ci tengo a sottolineare che noi abbiamo ereditato una situazione che era abbastanza drammatica da un punto di vista degli alloggi, perché almeno 140 erano sfitti e inagibili, quindi li abbiamo presi per mano, 14 li consegneremo la settimana prossima e appalteremo a brevissimo i lavori per riqualificarne altri 36. Gli alloggi ristrutturati si trovano nei quartieri San Liberale, San Zeno, Sant'Antonino, oltre 1 milione di euro l'ammontare della spesa sostenuta, e sono già in fase esecutiva i progetti degli altri 36 che saranno a breve rimessi a posto. Numeri importanti ma sempre inferiori a quelli delle richieste. C'è molta richiesta, c'è una graduatoria molto lunga, comunque verranno destinati alle giovani famiglie, persone che hanno perso il lavoro, persone in difficoltà, anziani. Ovviamente l'offerta è ancora ridotta, speriamo di completare al più presto anche la riqualificazione degli altri 36 perché le esigenze sono tante. Il tutto mentre anche gli inquilini trevigiani attendono i correttivi alle nuove norme sui criteri di aumento dei canoni degli alloggi ATER da parte della Regione. Al lavoro 7 tavoli provinciali per esaminare le situazioni più delicate e suggerire entro la fine del mese alla Giunta delle modifiche. È corretto portare dei correttivi perché ci sono delle famiglie che effettivamente non riuscirebbero a far fronte al nuovo affitto. Tutte queste osservazioni verranno portate sul tavolo della Regione e sono già state portate in attesa appunto che venga rimodellata la nuova legge un po' più equilibrata, che tenga conto delle esigenze anche di quelle famiglie un po' più in difficoltà. Sono convinto che verrà fuori una legge ancora migliore rispetto a quella che è stata formulata.